Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto e saluto chi ci sta ascoltando da casa e ringrazio chiaramente le aziende che oggi sono protagoniste a questo importante incontro. Con la Maria Grazia devo dire che è un percorso che ormai si è instaurato da anni e io sono sempre convinto che quando parliamo del futuro parliamo dei giovani e allora è con i giovani che si cresce, perché il giovane è già la bravura nostra, il nostro consorzio, io lo dico sempre, se non dà qualcosa è un costo, è meglio chiuderlo. Il nostro consorzio comunque è qualcosa che se abbiamo raggiunto i 600 milioni di valori assicurati, siamo il primo consorzio d'Italia, qualche motivo pur ci sarà. Pertanto la nostra esperienza è atta comunque a far crescere il sistema. Ringrazio Dario perché con Dario ormai abbiamo un'amicizia e spesso ci troviamo e lo ringrazio perché è una persona che è molto disponibile, è uno che affronta i problemi e non è uno che ti dice di sì e domani mattina comunque si gira da un'altra parte. Questo noi ne abbiamo bisogno. Quando si parla di cambiamento climatico non dobbiamo averne paura, dobbiamo affrontarlo insieme. Dobbiamo crescere con la nostra professionalità. Oggi 20 anni sono passati, non è una ricorrenza, io lo dico sempre, è un percorso strutturato, questi 20 anni, sul quale abbiamo cercato comunque, collaborando con voi, di creare questo confronto atto a dare strumenti nuovi agli agricoltori. Gli agricoltori quando ci stanno ascoltando oppure partecipano a questi incontri, partecipano perché comunque qualcosa domani sanno fare. È questo quello che dobbiamo fare noi, al di là dei soliti convegni che sono autoreferenziali per evidenziare degli aspetti. Noi dobbiamo evidenziare il problema, affrontarlo e dare risposte. Questa è la nostra forza. Il confronto di oggi è un confronto istituzionale, vedo Paolo Frasson e lo ringrazio, dopo arriverà anche Sergio, coordinato da Fiorello. Noi so che loro ogni settimana si incontrano, hanno un portale, mi diceva Fiorello, con 100 iscritti, un WhatsApp, 100 tecnici che si confrontano settimanalmente, affrontano le realtà quotidiane e danno delle risposte. Questo è il nostro futuro. Le aziende agricole stanno aspettando. Oggi il cambiamento climatico, tutti ne parlano ed è fatto così. Oggi la primavera ormai sta prendendo spazio all'interno dell'inverno, ormai è già iniziata la primavera, basta guardare il verde che c'è fuori. Abbiamo indennizzato danni da gelate primaverili al 7 di aprile. Cioè, è tutto anticipato, abbiamo indennizzato danni dalle grandinate, dai venti catastrofali ai venti a metà novembre, una volta si indennizzava a fine dicembre, perché? Perché comunque già a metà novembre si beve vino nuovo. A ottobre si cominciava la vendemmia, a ottobre è già finita, cioè tutta un'evoluzione, tutto sta crescendo e proprio in funzione a questo noi dobbiamo crescere. Un aspetto importante è la ricerca. È fondamentale investire sulla ricerca. Oggi le piante, al di là dei trattamenti che noi andremo a fare dal punto di vista chimico, che sono importanti dal punto di vista curativo e preventivo, dobbiamo fare in modo che le piante si autodifendano, partendo dal vivaismo, barbatelle sane, barbatelle già non tanto per modificare il DNA della barbatella, ma per creare un sistema all'interno del metabolismo che sia forte della pianta. La pianta si deve autodifendere e dopo interveniamo anche. Perciò so che spesso si parla di prodotti anche alternativi alla sintesi, prodotti biostimolanti, che usati in determinati periodi aiutano la pianta a essere forte allo stress, ai traumi. Questa è la nostra voce. Noi dobbiamo accompagnare le aziende affinché trovino quell'aspetto importante, perché quando si parla di sostenibilità, questa, Paolo, è la sostenibilità. Dobbiamo condividerla insieme. La fase di gestione del sistema, i controlli e quanto altro, dobbiamo gestirla insieme, perché comunque tutto questo ha un costo e tutto questo toglie spazio al lavoro dell'imprenditore del mondo agricolo. Dobbiamo snellire e semplificare, Paolo, tutto questo aspetto qua e Dario
Concludo dicendo quale sarà l'agricoltura del futuro. Sarà un'agricoltura resiliente, perciò pronta a partire, sarà un'agricoltura sostenibile, perché a 360 gradi, e sarà un'agricoltura consapevole. Questo sarà il futuro della nostra agricoltura. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e per il vostro impegno. Grazie.